promuovere un ambiente a misura di anziano e lottare contro la discriminazione. Questo è quanto emerso dal convegno Vivere a lungo, vivere bene, organizzato da FNP CISL, SPI-CGIL e WILP-WIL del Veneto, in collaborazione con l'associazione Happy Aging. I sindacati uniti portano così avanti i temi di interesse della popolazione anziana della regione e chiedono un tavolo di confronto alla futura giunta regionale per lavorare insieme sull'invecchiamento in salute. Nel solo Veneto metà degli ultra 65 anni convive con uno o più malattie croniche, una questione sempre più attuale che necessita di un intervento non solo da parte delle istituzioni e degli enti locali, ma anche dei singoli cittadini. Con una popolazione che non solo è over 65 ma comincia ad essere over 80 e over 90, è chiaro che o noi come sistema prendiamo in carico tutta la questione sanitaria intervenendo in maniera preventiva, quindi creando tutti i percorsi di prevenzione e di supporto per mantenersi in salute non solo fisica e mentale, e quindi questo significa anche garantire una vita attiva e una vita in autonomia molto molto più lunga. Sostegni economici e piani vaccinali sono solo alcune delle strategie in grado di contribuire all'invecchiamento in salute, ma non bisogna tralasciare neppure il benessere psicologico che con problemi come l'ageismo rischia di essere seriamente minacciato. Questo termine che è poco conosciuto e poco agito, quello appunto dell'ageismo, che è una discriminazione in base all'età. E quindi come combattere, come noi possiamo fare con delle attività, con delle informazioni, a scongiurare anche il pericolo di solitudine, di distanza, di distacco dalla società degli anziani e delle anziane solo perché hanno un'età avanzata. Proveremo ad agire nel territorio, insomma parlando con le persone, parlando appunto di invecchiamento attivo che con la legge che abbiamo regionale abbiamo sicuramente tanti progetti da sviluppare. L'ageismo è ciò che mette gli anziani ai margini della società, un pregiudizio che non fa altro che aumentare la solitudine e l'isolamento, in cui già molti di loro vivono, soprattutto le donne. C'è l'anziano che ha problemi, ma ci sono anche gli anziani dove noi dobbiamo lavorare perché abbiano una socialità e perché abbiano delle relazioni. La solitudine è un grande tema, lo è stato l'invecchiamento della popolazione, ma lo è oggi la solitudine. Non vorremmo arrivarci tardi come ci siamo arrivati con l'invecchiamento demografico della popolazione.